Non accadeva dal 2011 da un altro governo tecnico, quello di Mario Monti. Non c'è nessun siciliano dentro al nuovo esecutivo guidato dall'economista Mario Draghi. Un governo che si ferma in Campania, commenta a caldo l'ex presidente del Senato, il palermitano Renato Schifani. Le voci della vigilia non sono state smentite e l'isola questa volta, dopo i grandi numeri degli ultimi anni, resta a secco. Adesso la partita si sposta sui sottosegretari con i delusi dall'ex viceministro alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri al capogruppo del Senato di Italia Viva Davide Faraone, che potrebbero restare in gioco come vice. Entrambi, Faraone e Cancelleri, puntavano a un posto in squadra in un Conte Ter. E se Faraone pare preferisca restare dov'è, Cancelleri potrebbe invece confermare il posto di numero 2. Nelle ultime ore è circolato tra i possibili sottosegretari anche il nome dell'ex ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, sostituito poche ore fa da Mara Carfagna. Un'ipotesi però ancora tutta da discutere. È la terza volta in 30 anni che la Sicilia resta orfana di ministri. La prima è stata con il Prodi-bis, quando però in squadra entrarono come sottosegretari Angelo Capodicasa e Sergio D'Antoni. Adesso i siciliani potrebbero rientrare in gioco come numeri 2, come sottosegretari, ma tra i partiti prevale la linea di chi sostiene che a questo giro la competenza prevalga più della regionalità. Vi leggo la composizione del governo. Ministri senza portafoglio. Onorevole Federico D'Incà, al quale sarà conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento. Dottor Vittorio Colao, al quale sarà conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. L'onorevole Renato Brunetta, al quale sarà conferito l'incarico per la pubblica amministrazione. L'onorevole Maria Stella Gelmini, alla quale sarà conferito l'incarico per gli affari generali e le autonomie. L'onorevole Mara Carfagna, alla quale sarà conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale. L'onorevole Fabiana Dadone, alla quale sarà conferito l'incarico per le politiche giovanili. La professoressa Elena Bonetti, alla quale sarà conferito l'incarico per le pari opportunità e per la famiglia. La senatrice Erika Stefani, alla quale sarà conferito l'incarico per le disabilità. L'onorevole Massimo Garavaglia, al quale sarà conferito l'incarico per il coordinamento di iniziative nel settore del turismo e che sarà preposto al nuovo Ministero del Turismo con portafoglio. I ministri con portafoglio. Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Luigi Di Maio. Ministro dell'Interno, dottoressa Luciana Lamorgese. Ministro della Giustizia, professoressa Marta Cartabia. Ministro della Difesa, onorevole Lorenzo Guerini. Ministro dell'Economia e delle Finanze, dottor Daniele Franco. Ministro dello Sviluppo Economico, l'onorevole Giancarlo Giorgetti. Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, senatore Stefano Patuanelli. Ministro dell'Ambiente, che assumerà la denominazione di Ministro per la transizione ecologica, assorbendo le competenze in materia energetica allo Stato attribuite ad altri ministeri e che presiederà l'istituendo Comitato interministeriale per il coordinamento delle attività concernenti la transizione ecologica, professor Roberto Cingolani. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, professor Enrico Giovannini. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, onorevole Andrea Orlando. Ministro dell'Istruzione, professor Patrizio Bianchi. Ministro dell'Università e della Ricerca, professoressa Cristina Messa. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che assumerà la denominazione di Ministro della Cultura, prevedendosi l'attribuzione del settore del turismo a un apposito Ministero, onorevole Dario Franceschini. Ministro della Salute, onorevole Roberto Speranza. Proporrò alla prima riunione del Consiglio dei Ministri, quale sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzione di segretario del Consiglio medesimo, il dottor Roberto Garofoli.